iniziato questo sopralluogo nella città di Siracusa e provincia per avere un'idea. Sapevamo che vi erano dei danni e sono compatibili con tutto quello che ha determinato la mareggiata, danni a lidi, danni a case prospicienti il mare. Le procedure già le abbiamo attivate, sapete bene come il risarcimento dei danni a fabbricati sarà velocissimo attraverso perizia giurata. Adesso continuerò questo giro, ma la mobilitazione della Regione è massima, in particolar modo sulla velocizzazione delle procedure, perché ho sempre detto che le risorse ci saranno, le reperiremo, già noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo stanziato 95 milioni, i 33 del Governo nazionale, ma ne arriveranno molti di più, sono fiducioso su questo aspetto. Poi il Ministro Tajani si sta impegnando sull'accesso al Fondo di solidarietà europea, all'interno del quale probabilmente inseriremo la richiesta attraverso il nostro governo di una deroga per quanto riguarda il tema della Bolkestein. Quindi siamo tutti all'unisono proiettati a lavorare assieme e attualmente io ho disdettato quasi il 90% dei miei impegni regionali, di governatore regionale, e mi sto dedicando a questo, perché l'emergenza significa anche stare attorno alla gente e con la gente. Le dichiarazioni del Ministro Musumeci hanno anticipato, e questo mi ha fatto molto piacere, l'arrivo di misure straordinarie da parte del Governo nazionale, quindi il Ministro Musumeci è una persona seria che quando parla in Parlamento si anticipa le notizie, sono notizie reali.